Ciao a tutti carissimi, siamo domenica 17 marzo e un anno e mezzo dopo il video precedente che ho fatto, la siccità secca, la mia oasi Algea, in cui il laghetto che ho qua vicino a casa era quasi sul punto di prosciugamento. Oggi, dopo le piogge torrenziali che ci sono state dal 20 di febbraio circa al 10 marzo, ovviamente in intervalli regolari, sono venuto qui a curiosare, a vedere se la situazione del laghetto si è ristabilita. Non ho visto foto nei vari gruppi del paese né niente, quindi per me sarà un'assoluta sorpresa. E vediamo se l'astico, che è il torrente che avete visto qua nelle prime clip, ha ricaricato la falda e rialzato il livello del laghetto. Oh, ragazzi, ci siamo quasi. Oh ragazzi, veramente il velo si è alzato in maniera impressionante. Alla faccia, oh. Il sentiero finisce già a questo punto. Mamma mia, si è accorciato di più della metà rispetto all'ultima volta. Mamma mia, ecco qua l'acqua già arrivata, caspita. Guardate ragazzi che meraviglia, il livello si è veramente alzato di metri e metri, inquantificabile a occhio mio in questo momento, e siamo tornati ai fasti, ai tempi d'oro di quando venivo con le scuole elementari, medie qua del paese, e anche più alto, perché veramente non ricordo di aver mai visto un livello alto così. Penso che qualche giorno fa, tipo il weekend scorso, quando è passata l'ultima perturbazione, il livello fosse stato ancora più alto, veramente impressionante. Dalla pozzanghera che era 2 anni fa, senza parole. Guardate qui della piattaforma rialzata, che estensione veramente folle rispetto appunto all'ultima volta. Che meraviglia! Tutti i suoni della fauna qui negli alberi attorno, veramente bellissimo. Adesso, dopo questa bellissima sorpresa, provo ad avventurarmi verso le zone degli stagni. Peccato perché oggi qui sopra c'è la pista di motocross di fare, c'è la gara, però provo ad andare ugualmente avanti verso il punto di bird watching, vediamo com'è la situazione là in fondo. Guardate che sfascio, purtroppo la casetta del bird watching, ogni volta che vengo perde pezzi del tetto. Pensare che ai tempi delle elementari e delle medie era nuova fiammante. Guardate quanta acqua ho. Tanto vedete tutte queste piante qua morte, prossime al crollo. Mamma signore, quanta acqua ho. Pensate che l'altra volta ho percorso questo sentiero
andava più avanti là, andava, cioè qui non c'era nulla, niente, assolutamente niente. E c'era tutta una spiaggia libera di sassi dove si poteva andare a camminare comodamente. In questo momento è veramente impressionante l'altezza dell'acqua. Per fortuna ha fatto questa ventina di giorni con 3-4 perturbazioni serie, hanno compiuto un vero e proprio miracolo. Bene, adesso mi approssimo all'uscita rifacendo il percorso a ritroso. Ecco qua, cari miei, nel mentre il cielo è diventato totalmente nuvoloso e vabbè, non c'è più una giornata di sole e siamo a metà marzo. Comunque nel mentre sono arrivato alla fine di questo video e alla fine di questo terzo di giro dell'Oasis Algea di Giuliano, Lugo e Fara. Spero che questo reportage vi abbia fatto piacere. Come vedete, in fase di cambiamento climatico le precipitazioni sono più o meno le stesse dei decenni precedenti, però mal distribuite. Magari settimane se non mesi sotto media pluvio e dopo ti fa una ventina di giorni dove piove continuamente. E niente, insomma, avete visto come l'Oasi si è ripresa. A me ha fatto assolutamente piacere rivederla viva e vegeta così. Adesso non oso immaginare lo spettacolo appena inizierà per bene la ripresa vegetativa delle piante e della fauna. E con questo appunto vi saluto, vi rimando alla prossima escursione. Il weekend prossimo mi auguro che il tempo sia decente perché sono 2 mesi che non vado a fare un'escursione seria. Spero che il tempo me lo permetterà, andiamo a fare un'ultima escursione o penultima sulla neve. E niente, chiudo qua e vi saluto. Oh, bravi, così mi piace. Ottimo, ottimo lavoro.